La prefettura di Catania ha ripristinato la sospensione per 18 mesi di Salvo Pogliese, sindaco di Catania, in applicazione della legge Severino. Il primo cittadino etneo nelle vesti di deputato regionale è stato condannato il 23 luglio 2020 dal Tribunale di Palermo per peculato a 4 anni e 3 mesi di reclusione, nel processo sui rimborsi all'ARS come vicepresidente del gruppo del PDL. Era stato sospeso dalla prefettura all'indomani della sentenza, ma era tornato in carica il 5 dicembre 2020, dopo un ricorso dei suoi legali al Tribunale Civile. La nuova decisione arriva dopo un intervento della Corte Costituzionale e così torna efficace la sua sospensione. Il segretario generale del Comune di Catania, Rossana Manno, nel pomeriggio di ieri ha notificato al sindaco Salvo Pogliese una nota del prefetto Maria Grazia Librizzi, con cui comunica che ha ripreso la sua efficacia il decreto prefettizio originario di sospensione del 24 luglio 2020, emanato ai sensi della legge Severino, che si esaurirà decorsi 18 mesi complessivi, al netto del periodo di sospensione. In maniera del tutto inaspettata, ha commentato su Facebook il sindaco di Catania Salvo Pogliese: mi ritrovo a commentare l'ennesimo atto che riporta indietro le lancette della mia esperienza da sindaco. Oggi pomeriggio ho ricevuto dal prefetto una nota in assenza di un'ordinanza da parte del Tribunale che mi comunica la sospensione della carica di sindaco. Il tutto con una interpretazione della normativa, a giudizio di illustri giuristi, errata, in contrasto con la stessa ultima sentenza della Corte Costituzionale nei miei confronti, che ha sancito la natura giuridica cautelare e non sanzionatoria della sospensione. La stessa legge Severino sarà sottoposta al referendum in primavera e ci sono numerosi disegni di legge per modificarla, dopo l'analoga vicenda che ha coinvolto per ultimo il sindaco del PD di Reggio Calabria. Ho lasciato un comodo seggio a Bruxelles e l'immunità parlamentare che mi avrebbe tutelato dall'applicazione della Severino per servire la mia città, ha aggiunto il primo cittadino risospeso dal prefetto. Astenendomi per sensibilità istituzionale dallo svolgimento delle funzioni di sindaco, aspetterò i chiarimenti del caso prima di fare tutte le opportune valutazioni e assumere scelte conseguenziali.